A Marino di Piave si erge elegante la chiesa Santi Pietro e Paolo, un luogo dove la devozione popolare attraversa i secoli e si racconta attraverso l'arte. L'attestazione originaria era San Pietro in Bosco. Oltre a richiamare l'ambiente originario in cui questo oratorio era inserito, ci indica anche l'antica origine. L'edificio, citato per la prima volta nel 1208, venne rimaneggiato e abbellito più volte nel corso del tempo, soprattutto nel XV e nel XVI secolo, come testimoniano le opere conservate. Abbiamo di nuovo testimonianza di un drastico intervento, cui lavori terminarono nel 1733, e la sua antica attestazione modificata in Santi Pietro e Paolo. Danneggiata dal crollo del campanile, nel 1918 la chiesa venne nuovamente ampliata. L'interno ad un'unica navata conserva un numero considerevole di opere di pregio. Diverse tele, tra cui una del coneglianese Francesco Beccaruzzi, raffigurante la Madonna con Gesù e i santi patroni Pietro, Paolo, Sebastiano, Rocco, Giovanni Battista e Caterina d'Alessandria. Un sorprendente soffitto dipinto da Antonio Canal con l'incoronazione della Vergine e la gloria dei santi patroni Pietro e Paolo. Meritevoli di attenzione sono anche i 4 altari laterali che presentano opere d'arte di grande valore artistico e simbolico, come la Madonna del Rosario, opera del 1919 dello scultore Celotti. Ma quello che più ci affascina sono gli affreschi conservati sulla parete sinistra. Un palinsesto di affreschi parzialmente conservati in cui si distinguono nettamente i 2 momenti dell'intervento. La forte devozione popolare è testimoniata dalla presenza di 2 Madonne in trono con bambino e la stessa mano, tuttora sconosciuta, realizza l'Ultima Cena, purtroppo frammentata ma di grande significato. Il particolare della tavola su cui spiccano i gamberi rossi, simbolo cristologico della resurrezione, ci salta all'occhio. Una seconda fase di intervento, probabilmente attorno al 1466, sono gli affreschi attribuiti a Giovanni di Francia, raffiguranti le scene della Passione di Cristo. L'invito è quello di osservare i tanti dettagli presenti in queste espressioni d'arte, perché l'incontro di linguaggi diversi sono ancora oggi particolarmente eloquenti.